Signore e signori, buon pomeriggio, ben arrivati. È un piacere avervi qua. Adesso che riacquisto anche l'uso della vista vi vedo. Salve, è un piacere. Ben arrivati. Beh, un applauso, niente. Vi voglio belli carichi perché dovete assolutamente applaudire parecchio stasera e vi verrà sicuramente spontaneo. 19ª stagione teatrale Fita, siamo all'apertura di questa nuova avventura che cade proprio nella giornata dedicata alla festa dei teatri, voluta dalla Regione Lazio e dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Una festa dei teatri che molte volte passa un po' inosservata, ma noi cercheremo invece di rivalorizzare al meglio quelle che sono le attività teatrali, come del resto fa la Fita da 19 anni, promuovendo l'arte dello spettacolo. E lo fanno anche loro, il presidente provinciale Fita Tonino Cicinelli e il direttore artistico della stagione Gabriele Sanges. Eccoli qua. E 19. 19. Diceva Gabriele, speriamo, se il Padre Eterno ci assiste, di festeggiare il 20° l'anno prossimo con qualche cosa di eccezionale. Poi chissà, comincia a diventare pesante. Lo dicevamo anche l'anno scorso, Gabriele, dai, su. Vabbè, vediamo poi quello che succede, poi vediamo. Facciamo questa 19ª stagione e facciamola partire bene con un bello spettacolo. Ecco, dedicata questa stagione al grande Edoardo. Sì. Sono i 30 anni, quest'anno cadono i 30 anni dalla sua scomparsa e quindi abbiamo voluto ricordare Edoardo e onorare Edoardo con un suo spettacolo. È uno spettacolo che difficilmente viene rappresentato, sarebbe ogni anno punti a capo, poi lo spieghi tu questo spettacolo, bravo, che è un bello spettacolo questo qua. E quindi l'abbiamo voluto presentare proprio per onorare Armando, per onorare Edoardo. E andrà così un pochino per tutti i teatri d'Italia. Sì, diciamo per tutti i teatri d'Italia, perché naturalmente in Volendo fare una cosa originale, tutti i teatri hanno dedicato almeno un paio di spettacoli ad Edoardo. Ad Edoardo, sì. Sì, ma oltre a Edoardo naturalmente ci sono anche tanti altri spettacoli, avete visto il programma. Come al solito, noi diciamo come al solito, ma poi vediamo che il pubblico resta sempre entusiasta. Quindi sono buoni gruppi, belle commedie, quindi questo, quello che dico sempre all'inizio, a costo di ripetermi per 19 anni, quindi forse il 20°, noi andiamo avanti se abbiamo il pubblico, se abbiamo voi. Soltanto in questo modo possiamo andare avanti. Grazie. E allora voi dovete rimanere con noi, 10 euro il costo dello spettacolo singolo e poi c'è la possibilità ancora di avere degli abbonamenti a un prezzo decisamente irrisorio, non mi ricordo, 80, 70 ridotti 80 per 11 spettacoli in cartellone, quindi insomma veramente irrisorio. Ogni anno Punto da capo di Edoardo De Filippo è un varietà quasi mai rappresentato, come diceva Gabriele, scritto nel 1971. In realtà che cosa ha fatto? Ha assemblato Edoardo tutti i materiali dispersi che lui aveva scritto con lo pseudonimo di Tricot e aveva rappresentato nei vari teatri e nei caffè con i fratelli Titina e Peppino. Ambientato negli anni 30, questo potpourri di sketch satirici sentimentali, canzoni e balletti è un po' un'interpretazione casareccia in perfetto stile con il clima di recessione che si viveva allora. Invece, E allora, siete pronti? Il 31, questo è per festeggiare il 31, cioè ogni anno il 31 fa punto dell'anno precedente e a capo dell'anno nuovo, ecco, quello che succede il 31 dicembre. Insomma, i buoni propositi, ora vedrete come va a finire. Il Teatro Popolare Napoletano di Napoli presenta ogni anno Punto e da capo, regia di Antonio Giorgino. Buon divertimento. Se la afferri può durare una giornata e più, come pure una nottata, tutta una mesata, tutto un anno, ma però è soltanto una vampata, un baglior ti investirà, poi precipitosamente ti riduci a niente, si fa buio intorno a te.
verrà la gente appresso, ti sorriderà il successo, ma grideranno tutti in coro, hai scoperto il gran tesoro, ti faranno ponti d'oro, ma sarà un bene, sarà un danno, verso l'ultimo dell'anno, verso l'ultimo dell'anno, punto a capo, punto e basta, non ci sta. Finiranno che facciamo e tutto l'anno sempre la stessa cosa. E così Natale, così Pasqua, così nascita, battesimo e morte. E che può fare, figlia mia? Ci vuole pazienza, cara Memè. Mamma, vi ho detto 1.000.000 di volte che non mi dovete chiamare Memè. Memè. Siete scuccianta. Ma che male ci sta, figlia mia? Sia io che pure il papà tuo e pure Pasqualino tuo fratello, sempre Memè ti siamo chiamata. Prima di tutto si dice ti abbiamo e non ti siamo. Ti abbiamo, ti siamo, sempre le stesse. No, che non è lo stesso. Questi vezzeggiativi, questi diminutivi si usano quando uno indana a casa, tiene denaro e tiene ricchezza. Ecco qua, stasera è San Silvestro, auguri. Domani comincia il nuovo anno, augurissimi. Mamma, lo sai che facciamo? Stasera ci aspettiamo attorno a tavola, io, papà e Pasqualino, e brindiamo al nuovo anno con un bello bicchiere d'acqua. Un anno pieno di miseria e di disperazione. E voi che facete? Mi chiamate Memè, Mimì e Cocò. Mi dovete chiamare Maddalena. Anzi, Maddalena. E Gennarino. E papà, in un arabo mi hanno chiamato Maddalena. Canto, sì, canta. Io in un arabo mi dovete chiamare Maddalena. Ma guarda me, per piacere. Non mi interessa, canto, si può cantare. Canzone da felicità. Bebe! Ma che ci va tanto per capire la porta? Ci fa restare là fuori così, cose pazze. Tanto a preparare la tavola, pure per buona cucina, uno la poteva pure una tovaglia, una cosa.
Come? Perché io dico che poi dall'ultimo anno siamo rimasti senza mangiare. Infatti, anche l'anno scorso il papà ci mi ha presentato a mani No, e perché come vi siete presentati, come vi siete presentati? E che c'entra? L'anno scorso papà non stava bene, si doveva curare, gli dovevamo comprare le medicine. È una cura che non ho cominciato nemmeno, perché il medico mi diede le medicine da prendere dopo i pasti. Che avete comprato? La patita c'è stessa. Guarda, c'è stata una cosa incredibile quando vengono queste giornate di festa. La gente, ma che te come colpito dalla tarantola, furono tutto quanto, tu saluta uno, commenta tu, furono. Diventò fuori tutto quanto, ha paura di dare qualche cosa a un povero Cristo che va cercando un prestito che poi forse restituisce. Una cosa è pazza. Però comunque lo stesso che ha civolato qualche cosa. Mi sono ricordato che a via Giacinta Albino ci sta una salumeria che vende pure i piatti caldi. E guarda che ci buttate, un'insalatiera di maccherone che ce la mangiamo proprio bella. Guarda, Ma io invece ho portato questa bella bottiglia di vino rosso di Gragnano. che non fa la botta, però mi hanno detto che lo stesso porta buona guida. A tavola, A tavola, ecco qua, vieni, vieni. Che è successo? Vabbè. Ci sta Armandino mio! Innamoratomi! Sta pagando il taxi e quello viene qua! Sta venendo qua! Viene sopra, Sale sotto! io questo stavo dicendo, viene qua. Ma noi dobbiamo mangiare! No, per piacere, facete fare questi maccheroni da qua sopra, se no molta coppa bascia! Si trattava di un secondo, che ne faccio, piezze di carne, una bella fetta di pollo, e allora andava bene. Ma che ne stanno i maccheroni, troppi maccheroni, che ci presentiamo? Niente! E che ci dicono a frase mica ci sta Si dice quello che si dice quando si mangia un piatto unico. Questo passa il governo. La miseria non è vergogna. Bravo. Io mi vergogno, No, tu non devi vergognare, capito? Perché questa è una casa umida ma onesta. Ma ci fa questa figura, Ma per caso innamorato tu hai saputo che lui di me renditi Anna sparire sti non ti permettere già. Chiudo Cessi, chiudo. Va vicino al finestra, non tocca i maccheroni, non tocca i maccheroni. Chi le sta tagliando? Ma sta presto! Ma aspettate, va! Aspettate, va là che sta tagliando! Allora, chi sta tagliando? Che caccia fa? Non vi preoccupate, aspettate, va! Ah, uè, vieni vicino. Sì, aspettate! Sottolietta! Vabbè, sottolietto. Aspettate, vicino. Allora, sedetevi, sorridete! Sorride. Tras, Armandino, tras! Buonasera! Buonasera. Buona fine e buon principio d'anno! La fine la conosciamo già, il principio sta nelle mani del Signore. Ah, certo. Bravo. Caro bebè. Ma non avevi detto che non venivi perché stavi con la tua famiglia all'ultimo dell'anno? Sì. Infatti subito me ne vado. Subito me ne vado, va bene. Mi posso sedere? No, scusate, avete detto subito me ne vado? Sì. Che mi aspettato a fare? No, è solo un attimo. Siediti, Armandi, siediti. Grazie. Così bello. Bravo, Regalito? Papà, ho trovato la chiave! Ma La vedo perché la mamma dei novizi è sicuramente. Tu te le appendo da inganno, tu non capisci spada. Mamma mia, la chiave della cassaforte. Sì, perché mia moglie tiene il vizio di chiudersi dentro alla cassaforte. Ma come, mi chiudete nella cassaforte? Sì, quella è una camera blindata, bella. Mia moglie ogni tanto si chiude dentro e sconde i soldi, i gioielli. Certo. Vabbè, come vi dicevo, subito me ne vado. Mi trattengo un attimo per farvi gli auguri, che già vi ho fatto. Allora ve ne potete andare. No. E per portarvi il cibo. O cibo? Sì. Prima colazione, pranzo e cena. Tutto per voi. Il cibo dello spirito, intendo. Sì, le voci dal mondo. I momenti di attualità raccontati dai più remoti continenti. Sì. Per ora la mettiamo a tavola, tanto vedo che già avete mangiato. Per farlo funzionare non serve neanche l'antenna, basta collegare questo filo, vedete? Questo filo sotto al letto. Lo possiamo collegare sotto al letto, così subito funziona.
No, lo faccio io. No, devo pigliare pensiero, lo metti sotto letto. Sì. Papà, se permettete, sotto al letto ci vado io. Voi vedete uno che ti ritinda e cosciuti sotto letto. Ma leva dananza, ma che capisci tu di queste cose? Queste sono cose maccheroniche. Oh papà, tu ci vado io. I vado a mettere un filo e cazzo. Sì. Così tra poco sentiremo lo spettacolo di questa sera. Ma che bello regalo, non mandi. Gennari, sbrigati! Papà, facci una pressa. Papà, ma che stai facendo? La Papà, sotto Avete bisogno di aiuto? Papà, vi sbrigate? non Collegare il filo. come sarà incastrata, i rivadismi. Si è annuzzato un filo in gonna. Ma l'avete collegato? Sì, è collegato. Allora, ora la proviamo. C'è lo spettacolo stasera. Come si accende? Fra pochi istanti, in collegamento con il Teatro Nuovo di Napoli, con la partecipazione del trio De Filippo, gli astri più fulgidi della schietta comicità partenopea, trasmetteremo i 2 tempi della rivista Ogni anno, punto e da capo di Tricot. Lo spettacolo ha inizio con una divertente satira del varietà, negli anni in cui questo genere cominciava già a declinare. Ecco una voce cara agli amatori della canzone napoletana. Magge si tu, è la voce di Gilda Mignonette. Quanta canzone fai cantando in voce, quanta sospiri manna, mi fai murmuria, tutte canzoni amate, perché tu vieni e dici innamorata Anna canta, che pure amore passa in rumore, e chi ha voluto bene si sente in te bene, guarda in ta gioventù, ma già sei tu. Ma già sei tu, che mi trovaste con cuore in cielo, ma quanta rosa attorno mi puntaste, e quanta stella in cielo, tornai a sospirare, a chi fui tanto ingrata, e la ricetta t'aggia sempre amata e pure mo, tutto è tornata, tutto è passata, sento che voglio bene, sto fuoco in te bene, e fuoco in gioventù, ma già sei tu. Ma c'è per te, ma sto facendo più mataniera, rosa e viola all'alba sto cogliendo, come non giardiniera, tu mi fai sospirare, miete in giardino un fiore, e la ricetta t'aggia sempre amata e pure mo, tutto è tornata come passata, e chi ha voluto bene si sente in te bene, guarda in ta gioventù, ma già sei tu.
Datemi un po' d'acqua. Ah, sì, certo, certo. Datemi un po' d'acqua. Ecco a voi. È gelato, piano piano, eh? Basta. Basta. Carolina, come sono contento di vedervi. Ah, che piacere vedervi. Io non mi sarei mai aspettato una vostra visita. Caro Alberto, quello che sto passando di guai, non ve lo so raccontare. Ma io pure io ho passato un guaio. Sì. Per venire qua. E io se sapevo che dal mio paese per venire qua dovevo fare un bel corso di guerra, e chi ci voleva, Carolina? Ma manco un romanzo di avventura mi può raccontare quello che ho passato. Però vi devo dire la verità, sarei venuto lo stesso, un'ora ancora col mio amico d'infanzia, di gioventù e di maturità. Eccolo là, lo vedete? Come l'amico mio, ma come sta? Che ne so, che va già a dicere. Il dottore a Napoli mi consigliò di portarlo qua per un cambiamento d'aria. Mi disse che a Napoli sarebbe molto certamente. E allora io prima di portarlo qua mi informai. Dottore, ma sicuro che questa cosa non prende per le lunghe? Perché caro Alberto, io sono sposato, ho un marito, 3 figli, e da 20 giorni non so niente di loro. Qua passa montagna. Comunque, come vi dicevo, il dottore mi assicurò che lui avrebbe reagito al cambiamento d'aria. O guarigione, o morte immediata. E non ha dato segni di ripresa, no? All'inizio sì, mangiava, sorrideva, guardava tutto con interesse, sì. Pensate un po' che cominciò a corteggiare pure la moglie del colono, sì. Un giorno riuscì a afferrarla per la gonna, la facette sedere sopra le sue gambe. Una forza indiavolata, sì, che per strappargliela dalle braccia dovevano accorrere un marito e un cognato da poveretto. Guardate, il punto di morte a Pozzuzzù. Sì, da loro non ci hanno messo più piede qua dentro. E poi. Poi è caduto in questo torpore, in questo stato di semicoscienza, non riconosce più, sente. E poi dico, ma un uomo può avere mai tanta resistenza? Sono 4 giorni che non mette niente sotto i denti. A stento mi chiamo Caruli. Ma allora qua è questione di ore. Lo pensavo anch'io, ma non bisogna fidarsi. Niente. Caroli, ci sarebbe un altro poco d'acqua da buttarsi in faccia? Per bere magari sì, ma per lavarsi ne usiamo il meno possibile. Niente. Sapete che traffico c'è per arrivare alla prima fontana? Non abbiamo neanche più l'aiuto della colonna e della moglie. Niente, ci siamo inimicati tutti. Guarda, sì. non c'è nessuno che vi dà una mano. Ma no? che? Hanno ragione. All'inizio veniva pure qualche conoscente, veniva il farmacista, veniva il sensale, veniva la maestrina. Niente. Lui non ha risparmiato nessuno. A chi è cuscini in faccia, a chi è bastone, a maestrina, con latte addosso. E non vogliono sapere più niente, non hanno messo più piede qua dentro. Ci voglio credere. Ho perso pure l'aiuto. Oh, Carolina, fate una cosa, gli volete dire che sono arrivato io, che gli vorrei parlare? Sì, caro ha detto, ma bisogna usare molta cautela. Io mica posso andare e dire è arrivato il tuo amico Alberto. Una notizia del genere potrebbe inchiodarlo sulla sedia là. E provate, vedi. Allora adesso ci provo, però voi mettetevi in disparte. disparte. Mamma mette qua. Bartolomeo! Dove stai? Sai che ho pensato di far venire da Napoli? Col tuo caro amico, Alberto Califano, te lo ricordi, Non lo voglio vedere! Ma come non lo Non vuoi lo voglio vedere! Ma mi volete così bene? Sì, dai, ma non lo voglio vedere! Lo faccio venire da Non lo voglio vedere! No. Zia Matilde! Voglio zia Matilde! Non ci diciamo con Non zia l'hai chiamata Matilde. zia Matilde? Sì. E perché non viene? Carolina tu ha chiamato zia Zia Matilde. Matilde. E come non ha chiamata zia Matilde? E falla venire. E adesso arriva zia Matilde. Ma io non capisco zia Matilde. Carolina, Ditemi. che ha detto? È da 4 giorni che chiede di zia Matilde. Zia Matilde. Vuole vedere zia Matilde. Perché non la fate venire qua? Dal Camposanto va capire. È morta! Sì, 2 mesi fa quando seppe che lui stava in queste condizioni.
condizioni. E non gliel'avete detto? Non sarebbe stato prudente informare, perché già sta così. Zia Matilde! Ma Iara, ma cappiglia, zia Matilde. Io volevo fingermi io, zia Matilde, ma quello mi riconosce la voce. No. Carolina, ma gli avete detto che sono venuto io? Sì, ma chissà che cosa succede nella mente in un uomo in queste condizioni. Zia Matilde! Non mi vuole Non mi vedere. vuole vedere con queste passaglie, non ve ne attua, quello non mi Zia vuole Matilde, vedere. sì, zia Matilde, sì, arrabbia, zia Matilde. Carolina, e sentite un'altra cosa, ma lui le persone le conosce? Ma che io ho detto che ci sente pure poco, ma che deve Non me riconosce? riconosce? E allora ve la faccio io, zia Matilde. Vuoi fate zia Matilde? E se chi non conosce, mi piglia a me, zia Matilde. Ma vi dovete cambiare. Datemi qualcosa, datemi qualcosa, avete qualcosa? Mamma mia, qui ci vuole. Faccio un attimo, zia Matilde. Questa gonna. Aspetta. Poi mi metto la gonna. Poi mi metto la gonna. E a Roma metto sta gonna. Carolina, che non sbaglia, ma scendere poi che spozia, che sto tempo. Carolina, questo non Va bene, aspetta, sei con questo sciallo, datemi un sciallo, speriamo che non se ne scende sta cosa. Carolina. Un cappello, La Bossetti, faccio fare un figurone. Viene mentecati. Ci vuole questa, ci vuole questa. E che già fa la mazzetta? A Gruccio, zia Matilde tenere una sola gamba. Madonna mia, chi mi ha fatto fare? Ehi, ma quando ci arriva là con una gamba sola? È arrivata zia Matilde, zia, che piacere. Bartolomeo, è arrivata zia Matilde. È arrivata zia Matilde, Ma zia Matilde siete? Zia Matilde, dove sta che lo voglio abbracciare? Zia Matilde! A voi aspettavo per morire! Lo voglio prima abbracciare! Zia Matilde! Allora me lo pacco, sto patendo! Aspetta che non mi posso sedere! Ha chiesto tanto di voi! Sì! Sei contento? Sì! Voglio bene come una mamma! Ma che resti un tremmoliccio? Zia Matilde! Dov'è la gruccia? Eccola qua, nipotenti! Senza questa qua non potevo proprio venire! Allora mi mando per computare! Zia Matilde! Vi ricordate quando mi avete insegnato a leggere? Ti ricordavi? Tu eri proprio un gran ciccione! E vi ricordate quando mi avete insegnato la poesia? Ma che sta un po' dramma qua? La poesia! Sì, la poesia. Zia Matilde! Ditemi la poesia! La poesia! È stata ferma! La sono in capo sta cosa! La poesia! La poesia! E che ci dica qui? Zia Matilde! Qui! Zia Matilde! Un momento, poi arriva la cosa, aspettate, un momento, la poesia. la Allora, poesia. ma dici lui a me, ci dica allora dici, ma poi, un momento, anzi, poi arriva la poesia. Siete pronti? Aspettate, poi ce la faccio sta cosa. Fate fitto! Poi arriva la poesia. La pecorella. Tu sto. No, è il titolo della poesia. La pecorella, sa che si va la pecorella qua. La pecorella. Volgete uno sguardo ai campi. Cioè, io già dice, volgete. Quella è la poesia, Alberto. Un momento, zio, ma la sono in capo. Volgete lo sguardo ai campi. Andate in mezzo ai campi. Volgete lo sguardo ai campi. Ma con chi sta morendo si ricorda la poesia? Come fa? Sa ricorda. Andate in mezzo ai campi. Inverditi dall'erba fresca. Tutti belli con l'erba fresca. No, andiamo a fare questa cosa. Non vedete la pecorella? Tu sto. Voi Voi avete detto non vedete la pecorella, un momento, zii, non toccare qua dietro, zii, se non si dà solo un capo. Poesia, non vedete la pecorella? Questo ce l'ha già dice, non vedete la pecorella. Che vi accorre che adesso. Che vi accorgi con l'acqua fresca. L'acqua fresca, a destra. Che chiede in fin quel dell'acqua di esistenza? E fa quell'uomo nascosto dietro la credenza. Ma sa ricordo però, da quando? Da Passanino. Prega? Chi? Prega. La pecorella prega. Prega, imploro, compiange. Bella zia, tu non devi toccare qua, se non spaccata. Prega, imploro, compiange e goda. La pecorella.
che scemo sta pecorella? Dice. Prega la pecorella. Allora, non piange, gode. Oppure l'uomo chiede clemenza. Oppure scappa con la clemenza. No! Ma un momento, ma te la ricordi tutta quanta? Sì, la passa nuova. Mentre bella bruca l'erba, belle bruche, bruche belle bruche belle. No, questo non lo sto a dire. No, ma questo non mi viene, non mi viene. Un momento, qua si è fatto difficile. Mentre belle bruca l'erba. Mentre belle, si apre scemo tu qua. Mentre belle, brutte, belle. Mentre brutte, belle, mentre brutte, belle. Oh, basta, ci facciate quasi. La zia è morta. Aspito, studi e scemo, stavo a morire, si ricorda tutta la poesia. Siamo a Tinta e stanchi, facciamola riposare. Siamo a Tinta, andatela a riposare un poco sul Stiamo assaniendo. Ci siamo riusciti, guardate che bello. Caroli, mi volete dare un poco d'acqua? Ancora, voi mi avete fatto fare la pecora in dall'erba. Aspettate, ci stiamo altro sopra, Poco. Ma che a tassa sta cosa. Che belle che gli avete guardato. Mi fa piacere, mi ha fatto bello però, mi ha fatto bello, Ah sì, mi ha fatto bello. Bartolomeo, sei contento che hai visto zia Matilde? Adesso è andata a riposare. Quando la vuoi la chiamiamo un'altra volta, Sì. Ma che bello. E mo perché piangi? Bartolomeo, mo perché piangi? Lorenzo l'ha chiamato! Lorenzo, sì! Perché Lorenzo non viene? Vedi che adesso arriva Lorenzo, sì! Lorenzo arriva! Che? Vuole vedere un suo amico che conobbe durante la guerra. Durante la guerra, io sarei morto pure, lui è ma pigliato. Io dove lo vado a prendere a su Lorenzo? No, non ci pensate proprio, No. E gli alberi? Non guardate proprio, ma no. Ma Che significa ho fatto la vecchia perché mi piaceva, che ne sa, io sono la su Lorenzo. No. Ma chi mi ha fatto fare venire qua? Chi è? Allora, Lorenzo Botta. È un siciliano. Siciliano? E chi sa come parla siciliano? Ma quello ci sente poco, come basta che Ma non è così, come chi dà mi. È arrangiato, quello ci sente poco. Maronna mia, va buono, allora. Allora, quello è un carabiniere. Un carabiniere? Si può presentare. E come mi ci ha presentato? Maronna, ma perché tenete pure un carabiniere, tenete? Però possiamo arrangiare qualcosa. Ma che tenete là così? Un pantalone deve ce l'avete. Possiamo prendere questa giacca, e che sei proprio buona, questa è proprio perfetta. Mettenete proprio tutto quanto, È un po' così. Che se casa fu sindaco che la faccia. Il cappello, O cappello di capostazione. Ma chi se tenga, Alberto? Maronna mia. Non vede neanche. Va buono, allora io vado. Arroiato. E poi così facito carabinieri. Come l'ha già fatto? Ci vuole la pistola. La pistola? La pistola. Ma come l'ha già fatto questa pistola? Ma perché me la chiede? Questo può andare bene. Questa? Sì, perché a palestra dei vigili latino! quello non riconosciamo, mettete la cassa. Sta morta, mannaggia. Quello va a chiedere la pistola, mi chiede. Chi sta morendo mi chiede la pistola a me? Allora io vado, Così. Lo senso botta, non manca mai a sottovesa d'amicizia, Lorenzo! Lorenzo! Vetta morte santissima! Lorenzo! Ma schiantai quando seppa la notizia della tua infermità! Lorenzo, grazie! Fatta da un bacio, picchiuzzo bello! Lorenzo, vieni, grazie! E allora mia mamma ti sembra a paffera! Grazie per essere venuto! Bartolomeo, Lorenzo! No. Ti ricordi i bombardamenti? Terza cosa, il bombardamento, Ti ricordi quando hai fermato i nemici con la pistola? Ho fermato i nemici! Lorenzo! I nemici! I nemici! Caccia la pistola! E mo le fermiamo i nemici! Adesso sparo tutti! Motitemi!
Lorenzo, a bomba, a A bomba, bomba, a bomba, a bomba, a bomba, a bomba. Mia, perché non muovi, Qua sta bomba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non scoppiamo la bomba, Lorenzo, la fortezza volante. La fortezza volante. Ma che non è stato? La fortezza volante. La fortezza volante. Lorenzo, sgancia. Sgancia la fortezza volante. Figlio zuppetto, dove se mi chiama? Andate, me ne devo! Domani da voglio trovare a tavola, State buono, Bartolomeo! Fare una mica mamma mia, che fatica! Guardate come sta bene, che bene che mi state facendo! È andato tutto ok! Gianni! Dov'è Johnny? È arrivato Johnny! Johnny! È arrivato! Dov'è Johnny? È arrivato Johnny, sì, Dov'è è arrivato! Dov'è? Chi è Johnny? Johnny, un suo amico che conobbe durante la liberazione! Ah, perché l'hanno arrestato? Johnny, No, non ci pensate proprio, No! Non ci pensate proprio! quello vuole Johnny! E che gioca che poi Johnny? Allora, che sono un moro, ma tutto quanto, ci fa tutto quanto! Che sia! Maronna mia, chi è sto Johnny? Chi è? È un amico, no, così non andate bene. Che ci vuole, che è sto Johnny, che è? No, è un marinaio. Cioè, la nave allora. Camicia. La camicia. Camicia bianca, La camicia. La camicia del marinaio. Poi ci vuole questa. Aspettate. La camicia del marinaio. Ma come ci fa? La prima comunione, fa? Ci vuole questa. E che è sta casetta? Lui è un negro. È un negro? Sì, E che ci fa questa casetta a capo? Non posso respirare! Non posso respirare! Non posso! Aspettate, ma che è un negro che ha casetta a capo? se no si vede. Ma com'è? Chi? Ma chi è qua? Allora, mi raccomando, dovete parlare negro. Negro? Sì. E come si parla negro? Amico negro. Amico Bucumbro! Di Bartolomeo! Amico mio, Bartolomeo! Bartolomeo, io vengo là, ma se tu da Bacchero tieni, non ci vengo! Allora tu vieni ma senza Bacchero! Amico mio, amico! Bartolomeo ha dato capata, gineconna! Grazie, Bartolomeo! E dare capata a John! Bravo, Bartolomeo! Bravo! Tu mi ricordi i momenti più belli della mia vita? Più bello, io sarei con Gazzetta, io non respirare! Ti ricordi quando andavamo a ballare? E tu passare un guaio, tu è solita! Johnny! Balla ancora per me! Ma balla, come balla? Balla il buchi buchi! Con mia sorella! Con mia sorella! Tu mi scegli l'occhio! Bartolomeo! Non ce la faccio più! Bartolomeo! Me ne vago! Fate anche questa, guardate che bello. Dov'è Johnny? Dov'è andato Johnny? Perché non balla? Johnny! Tu lo sai come sono i negri, quando cominciano a ballare si esaltano, starà ballando per la montagna. Adesso torna, non ti preoccupare. Non mi volete fare il favore? Ci posso parlare come Alberto Califano senza la comunione ancora? Sì, adesso ci dico. Vedi, dice Alberto Califano. Bartolomeo, sai chi voglio far venire? Alberto Califano. No, non lo voglio vedere! Non lo voglio vedere! Come quello ci vuole tanto bene! Non lo voglio vedere! Non lo voglio vedere! Non lo voglio vedere! Il notaio! Voglio il notaio! Notaio! Ma che piglia un notaio? Voglio il notaio!
Ma che vuoi? Vuole vedere il notaio. Il notaio c'è, chiamatelo, il notaio c'è. Ma quando mai? Come fa a venire qua sulla montagna un notaio? No, il notaio c'è, chiamatelo. Il notaio c'è. No, o notaio no. O notaio sì. O notaio no. E chi ha Non posso morire. Avete sentito? Non posso Ha detto che se non viene il notaio non può morire. Carolina, che se non muori più. No, se poi ci fate vedere il notaio, può darsi che muore. Ma può, allora può darsi che muore, oggi può fare. A così a tamuri sto venendo. Ma come uno va a trovare un'amica, c'ha da fare 4 scime. La giacca blu, perfetta per il notaio. Ecco qua, facceremo con notaio. Il notaio Antonio Comone porta gli Sì, occhiali. gli occhiali, facceremo con notaio, con Poi bambino. questa a borsa. A porta della spesa. Che sta dentro, vabbè. Ah, come notaio, a porta della spesa. Qua sotto. Va, sopra. Bartolomeo! È arrivato Antonio Comone, il notaio! Sì! Fallo sedere! Sì, Fallo notaio. sedere! Bartolomeo! Il notaio, sedetevi, fallo sedere! Prego. Questo non Figlio notaio, si sto scende vicino a morendo! tutti quanti. Figlio notaio, sto morendo! Tu a morire, che ne fai? A morire, mamma? Sto morendo presto! Il Signore mi sta chiamando! Che ci volete fare? Il Signore è padrone di affrettare i tempi! Lo sta facendo! Ma io sono un peccatore! Vi siete confessati, sì? Sì, ma non basta! Non basta. Non basta! Io ho bisogno del vostro aiuto! Dite, faccio tutto quello che volete voi. Signor notaio, dovete portare queste lettere alla moglie di Alberto Califano! Sì, sono stato il suo amante per molti anni! E da queste lettere risulta che il loro figlio è figlio mio! È figlio mio! Andate da Alberto Califano, andate! Bartolomeo! Ma che stai dicendo? Andate! È chiaro, no? No, avete sentito? È chiaro, no? Mente bruca, l'erba bruca. Bartolomeo, figliuzzo, bello, vabbè tu che li fanno gineconno. Arrivederci gineconno io. Sposato qua lì. Chi è che è fidanzato? Non lo dite, Lo so io perché state attenti alle donne, che se sono pericolose, signore la via delle vecchie, avete sentito? Questi sono capaci di tutto. Quando una femmina mi viene a dire t'ha già lasciato un po' durare, sapore inutile, io sono filosofo, mi metto a ridere, o saccio già che non fa manco si accidano, perché la donna tra baci e promesse pensa solo al proprio interesse. E femmine si chiagnano, te vanno a rapugliare, e quando te disprezzano, te vanno più a accattare. Quando sono scemi l'uomo che non sanno capire, si dice non a femmina e allora ride si.
Applaudite, applaudite. Segui una giovane, piuttosto eccentrica, a sentirla voi finiti fa lo stupido. Qui c'è un equivoco, sono un serio. Le posso offrire un posticino nella mia macchina? Senta la macchina e più non ragiona. La ragazza con me si abbandona. Poi se ne viene cinema, poi viene a strafugare e a sera tutta languida si lascia accompagnare. Giunta alla casa all'11 convita alla mamma, mamma ho trovato un chiocchiere più chiocchiere papà. La 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 la. Se l'uomo è ingenuo, piuttosto ingenuo, la donna sa come da fa potuto cogliere. Tu c'hai impossibile, ma c'hai impossibile. Viene a parlare con la mamma e si può concludere. Se ho una casa, un corredo e uno zio, che quando muore tutto cose è io. E il povero Saverio quando è salito su, correte, casa, lascite, non trova niente più. E resta da sua carico la mamma ed il papà e 3 fratelli piccoli che stanno a mangiare. E che si sono che femmine, c'è poca pazzia. Da volte te girano, te sanno a rabugliare. Io do un consiglio all'uomo quando sanno a scusare. Che ci sta tutta a perdere e niente a guadagnare. Che ci sta tutta a perdere e niente a Pronto? Pronto, chi parla? E allora? Come, in che senso? Voi mi avete detto il vostro pregiato nome e ho detto e allora, come per dire che cosa volete da me? Ah, siete una compagnia di operette e vorreste rappresentare la vedova Allegra al Diocleziano. No, guardate, scusate, oggi non posso proprio perdere tempo perché sto aspettando gli orchestrali che accompagnano la grande artista Floramina e il suo grande successo Maggia si tu, e non posso proprio perdere. No, guardate, oggi non posso proprio perdere. Scusate un attimo, scusate. Uè, e voi chi siete? Prego, posso aspettare? Scusate, dicevate allora? Ma quanti siete in compagnia, scusate? 5 persone. Ma non mi fate ridere. E voi volete rappresentare la vedova Allegra con 5 persone? Ma chi vi ha dato il mio numero, per favore? Sì, ma non mi fate perdere tempo. 5 persone. La vedova... allora, sentite, io ve l'ho detto, sono impegnato. Adesso non mi posso proprio stare a sentire. Facciamo... Ho capito. Facciamo così, ci vediamo stasera verso le 18:30 e ne parliamo. No, mo non è cosa proprio stasera. Va bene, grazie. Sì, non vi preoccupate. A stasera, arrivederci. Chi siete voi, scusate? Io sono il grandissimo maestro Ludovico Scardeca. Scardeca. Che volete da me, scusate? Chi vi ha Sono mandato? in sostituzione del maestro Ricciardi che è dovuto andare a Bari. Il maestro Ricciardi me lo combina sempre, ma non è possibile, mi mette sempre il cambio.
Ma sentite, il maestro Ricciardi deve capire che qua da me non funziona così, prima pigli impegni e poi non lo mantiene. Ma non ho capito, poi come va a parare la situazione mi manda uno scardecà qualunque. No, prego. Io non sono uno scardecà qualunque. Io sono il maestro Ludovico Scardecà. Scusate, scardecà. Certo, l'abito non fa il monaco, è vero, ma dietro questo straccio nuovo c'è il più grande consenso e dalla critica e dal pubblico. Io non dicevo però... E dal pubblico! Vabbè. Ha capito? Sì. Scardecà a me. Modestamente, il maestro Puccini aveva per me un'infinita considerazione. Puccini? Puccini. E poi conoscete a Puccini? Certo che lo conosco. Anzi, più che considerazione, riconoscimento. Modestamente la sua bohème fu riadattata da me. Da voi? Ricorda quando nella scena Mimì dice: altro di me non vi saprei narrar, sono la sua vicina che la vien fuori d'ora ad importunar. Mi chiamano Mimì, famosissimo. Certo, quella l'ho adattata io. Ho pensato ad una parola che nemmeno Puccini lontanamente avrebbe pensato. Perché Mimì dice, la frase è un po' monca, no? Altro di me non vi saprei narrar, sono la tua vicina che la vien fuori d'ora ad importunar. Ci voleva un Pardon. Scusate, poi l'altra non risponde, non dice niente. Come non dice niente? Guarda, quella fa così. Altro di me non vi saprei narrar, sono la tua vicina che vien fuori d'ora a importunar. Pardon. E l'altra sta dicendo poi, non c'è di che. Come non c'è di che? Ma che cosa? Pardon, non c'è di che. Ma quando mai? Era una ripetizione inutile. Ma noto nelle sue parole un tono di noia. Ah, caro maestro, lei forse sarà un maestrino, ma io sono il maestro Ludovico Scardecà. Anni fa ero sulla cresta dell'onda. Buongiorno. Don Attilio, buongiorno. Abbiate pazienza, è un incidente. Ma state solo voi, la vostra signora? Quella è stata, la mia signora non si è sentita bene, stanotte è stata una nottata d'inferno. Ma noi come facciamo? Quella è gelosa, che dice che io la faccio la guardaporta, avete capito? Abbiamo avuto una discussione terribile, lei strillava con mano pazza, a un certo momento ha pigliato una scupetta che si per poco molla. Io sono rimasto così immobile, ho detto, questa è femmina, che diavolo, ma coglia. Ho capito, va non vi preoccupate. Venite, signori, ci ho pensato io, ho sistemato tutto io, venite, eccola qua la signorina, venite. Fiammetta Flambò, affortunata. Ma chi è che? No, vedi, un ugolatore, guardate. Ho capito, ma come facciamo? Quello deve cantare la vostra signora. No, io l'ho trovato nella farmacia, perché sono rimasto un poco così, perché non me l'aspettava che mi coglieva, no. Allora a un certo punto lei, tanto nel dolore, che ha sentito che è sbattuto in terra, è svenuta. No, scusate. Voi avete dato a fare la scopetta in fronte a vostra moglie a strillare per il dolore. Per il dolore che mi aveva colpito, perché ha visto, sa, non è rimasta o sangue che asceva per i orecchi, per il naso, per l'occhio, non si capiva niente, la povera terrorizzata. E io tant'è che vedo la gente del palazzo, l'ambulanza, i pompieri, lei l'è buttata a terra, la gente diceva copritela, copritela così. Allora sono andato in farmacia a farmi curare. Sapete come? Mentre stavo là, che mi stavo curando, il farmacista ha voluto sapere che è successo e io stavo raccontando questo fatto. Quando la signorina Fiammetta Flambò si è avvicinata, perché state parlando? Ma perché voi siete musicisti? Sì, voi deve andare a suonare perché mia moglie deve cantare la canzone Maggesi tu. E dice Maggesi tu, ma io sacci pure questo è veramente, ho detto io. Ma allora è una combinazione perché voi adesso venite e sostituite a mia moglie che sta buttata là chissà se ma può pure che è morta. Non lo so a questo punto. E quindi ho preferito portare lei. Ma non ho capito, ma la signorina Fiammetta può cantare in da farmacia? Ma che quando ha cantato ha fatto la ruota, pensate se la gente vede che ricette, tutti gli asmatici sono guariti. Ma che la dite che è successo quando avete cantato in quella è una cosa no, che l'abbia a Roma, a Margellina, a Piazza dei Mastri.
Sembra folle se fa. Scusate signorina Fiammetta, ma voi il teatro ci avete mai cantato in teatro? Sì, mi piace, ma io canto pure in due trammente all'autobus. E si canta a tutte parti, canta, sì, sì. Ma volete mettere lo spizzo che si canta in mezzo a vi, con quelle che si prova a cantare in teatro? Sì, il teatro è piccolino, invece mi sapi tutta la gente, tu Quando cantate in mezzo a vi, con la voce stessa, si arretrano prima il recchiatoio e poi che la gente in deputata, in coppa e finestra, in coppa e balcone. Ah! Non vi dico quello che succede quando va a cantare in forcetto. Non vuol dire manchi quello che succede quando Sì, ma chi mi avete portato a Cangò? Ma noi come È un facciamo? mutolatore, Ma noi ieri abbiamo fatto la prova, Ma come non vi facciamo? preoccupate della Signorina Fiammetta, Dite, come noi stiamo andate? aspettando gli orchestrali. Ah, e allora facciamo una cosa, io mi mazzetto Ecco, e bravo, aspetto pure ecco, io. bravo, vedi, siedi di qua, vedi. Ma scusate, ma la prova facite? No, la stiamo aspettando, ve l'ho detto, Ma gli tu non hai orchestrali con la bisogno, prova. siedi di qua, non ti preoccupare, siedi di qua. Scusate, voi siete il maestro di violino? Sì, sono io il primo. E badate bene di seguire bene la direzione della mia bacchetta, altrimenti vi do sui nervi, avete capito? Ma voi chi siete? Io sono il maestro Ludovico Scardeca. Eh beh, Scardeca è amico bei tuoi anni, fammi capire un po'. Io sono il primo violino, a te non ti conosco, è stato a distanza. Ma vi conoscerà. Ma se capo, Scardeca viene proprio. Ma chi t'ha mandato a camarino poi così fa? Ah, poi per noi sta arrivando un capitolo. Che è stato per una cosa? Che è successo? Che è successo? Che è stato? Ma scoppia la testa. Perché? Sono questa tosse che proprio non ce la faccio più, guardate. Sono stato anche dal medico, mi ha dato il medicinale, ma non ha risolto proprio Ma niente. infatti io vedo che è un poco aspra questa tosse. Ma che vi ha detto il medico? Ragazzi, mi ha visitato, ha detto che è tosse compulsiva. Ma si paga che sta bestia! Vabbè, allora vogliamo cominciare, no? Un maestro che è arrivato, ci manca solo il maestro di Clarina. Il maestro di Clarina. Titto, guarda tutti quanti. Senti, ti sono venuto proprio perché sono serio, ma io non posso suonare stasera. Sono andato da dentista che mi ha tirato i denti. Il dentista mi ha tirato i denti. Il dentista mi ha tirato i denti perché faceva male. Ma scusate, ma poi proprio stasera devo andare al dentista. Mi ha fatto un bagno, mi ha fatto. Non ti potevo fare a me di questi denti. Ma scusate, che stai a banda che ha già dirigere? Ma che stai a banda di scemo? Qualche volta avete... mi state facendo un bagno. E tenete denti tu. Qualche volta avete... Sentite, mettetevi qua, allora, organizzate, cacciate strumenti, cerchiamo di fare questa bella prova, perché dobbiamo fare lo spettacolo, forza, sistematevi. Pigliate lo strumento, muovetevi. Tu tieni la tua pettosa, fatta là, mamma mia. Maestro, mettetevi qua, voi maestro. Io mi metto, Buongiorno e buona salute a tutti. Oh, donna Clara, come vi sentite? Bene, benissimo. Veramente? Noi stavamo così in pena. Cosa sta pure Fiammetta a Flambeau? E perché ti dispiace, Flora mia? Aspetta. Aspettiamo. Addosso sta che schifosa. Maledetto, disgraziata. Te l'hai portato a Cangò perché la Frenzolone, dai. Io mi piace, Clara, ma sciacquette, io non mi faccio portare proprio a nessuno. E ringraziati che non mi sai io sangue in capo. Tu hai 5 minuti e Fiammetta Flambeau non ne conosci. E la smessa, non volessi conoscere 4 minuti mia. piace che state calmi, stai calmi. Ma state come schifoso, maledetto, disgraziato. Ma che so, si Sentite per favore, qua dobbiamo finirla. Signora Clara, voi lo dovete combattere. Vostro marito ci ha raccontato tutto quello che è successo stanotte, stamattina. No, come non fa niente? È venuto a raccontarmi una delle sue prodette. Certo, no, ci ha raccontato, fatto la scopetta in fronte, e poi che voi vi siete sentita male. E lui sapete che ha fatto? Per mappare la situazione, quando è andato in farmacia. No, donna Attila, vostra moglie deve sapere. Aspettami un momento, io questo qua l'ho incocciato con quella tisica della guardaporta. Lui pensava che stava da solo, invece io mi sono nascosta. E l'ho incocciato a tutti e due a questo mandrillo. Ma fammi capire che stiamo dicendo. In farmacia si è andato a È andato in farmacia, fortuna ha voluto che ha trovato
mezza. Sei andato in farmacia, perché no? dovevi cercare? Ma avevi detto che ti aveva medicato mamma. Ma per piacere. Perché questo qua, quando si tratta di femmina, non fa sta guida nemmeno questo è cos'è? Però adesso vi dovete calmare, qua dobbiamo vedere come dobbiamo fare. Signorina Fiammetta, a questo punto poi è meglio che ve ne andate. Me ne vado, ma voi siete asciuto pazzo. Io tanto me ne vado quando ha cantato una canzone. No, signorina Fiammetta, no. Quello mi è venuto a chiamare, quello è venuto lui a chiamare. Io stavo urlando tanto bene. È venuto, ma viene sempre a presi, io caccio e chi le niente. È venuto e ha fatto mia moglie sta che Dio lo sa. Vieni con me. Io quando sento che devo cantare, ma ora mi vengono un brivido e perciò sono venuto, se no chi veneva? Ma chi lo tocca a marito? Sì, tu non mi toccare, che io non devo andare a Ma perché noi per per piacere, io io me ne vado quando ho cantato una canzone. Ma non ve la posso far cantare la canzone, quella è arrivata la cantante originale, come facciamo? E facci macchia canta meglio. E allora la canto io. Ma che canta? Per piacere. Quando è bene dici che tu casi che si facete cantare la canzone mia, faccio scorrere lo sangue e cantare il re, e me ne posso No, ho capito subito, voi fatevi i fatti vostri, sentite signorina Fiammetta, voi che tenete di personale? Forza, vai. Perché che sono bambasta? No, la signorina Fiammetta non dicevo di personale un vostro cavallo di battaglia, una vostra canzone, che si può legare al nostro spettacolo. Vinta, tengo su Dio. E che tiene? È il mio grande successo, il mio cavallo di battaglia, ma brucia e mi fa male. Ma io la canto qua, la canto in mezzo a via. Ma poi marciapiede. Lo stai tu e mamma, te capite? Forza, no? Lo stai tu e mamma, Vieni qua, non ti vuole. Signorina Fiammetta, venite, vi faccio cantare lo stesso, venite con me. Quella che si credeva che cantavessi. Venite. Non capite proprio niente. Adesso vi canto una bella canzone. Però mi serve un Armando. Ci sta un Armando in platea? Dove sta un Armando? Ci sta qualcuno che si chiama Armando? Ui, al latino non so usa Armando. E come vi chiamate? Gesù, uno che tiene la faccia di Armando, ci sta? Vediamo un po'. Ora lo vengo a scegliere io. Venite con me. Ma voi tenete la faccia di Armando. Voi dovete cambiare il nome, venite con me. Ma voi siete bravi bene. Uè, che metta flambo, ma tu vai facendo. Nobile come ti si combinato, no? Grazie. Che diamine. Può cantare, solo non fai marciapiede, può cantare. Ma allora, come siete bello, signor Armando. Allora, signor Armando, voi dovete stare da me, va bene? Io adesso faccio opero, e voi dovete fare col piede così. Opero, facci? Benissimo. Quando io dico o musso, voi guardate a me, o musso. Fate vedere? Allora, fate vedere? Opero, o musso, mamma mia, che sei perfetto, bravissimo. Armando mio, ti voglio bene assai. Tu sei pazzo
tengo una bella moglie, vi giuro, bella assai, ma ci passato guai e soldi che già fa. Io grido, parlo forte, ma che non mi sente e non capisce niente, mi fa scipazza a me. Si lo cercano a prese cognac, ci credete? Che la piglia per male parole, ci pensate? Si ne cerca una tazza di latte, che le scende ma cade buatta. Si ne dice ma li faccio pazzo, che le piglia e si mette a lucca. Ma scarzone, cretino, sporcone, tu che gessi indecente vuoi fare? Ma mi pare papà, ma mi pare papà, ma mi pare che non si fa fare. Una moglie che sono dei cretini e mi spara alle 7 domani mattina. Non è possibile. E vota, mi ritiro e busso forte, ma resta fuori a porta 3 ore a tuzzuria. Io levo campanella e in questa settimana ci mette una campana, se no come già fa. L'altro giorno parlando di pranzo, ci credete? Si decise per pasta e fagioli, ci pensate? E vabbè, disse lei, sarà fatta, ma che vuoi per secondo piatto? Gli dicette, ma li voglio un pizza. Che la piglia mi guarda e mi fa, Pasquale, sono tua moglie, tu sei il padrone. Ma sorride e mi viene a abbracciare. Ma mi pare papà, ma mi pare papà, ma mi pare che posso campare. Una moglie che sono del cadino, che mi spara il 7 di pare al mattino. Insomma, abbiate pazienza. Parati l'altro giorno suonavano all'hotel, che la ricetta è bella, sta musichezza zazza. Al tempo della guerra tutto è burbandamente, non ha sentito niente. Ah, che felicità! Se ne dica il tuo fare non mi garba, ci credete? Che la porto per dire la barba, ci pensate? Se lo dica mi serve un dottore, che alle scene mi chiamo Vittore. Se lo dica ma li voglio all'essa. Quella scema cretina mi dà una cosa che io non ho chiesto e per forza me la già pigliare. Ma mi pare papà, ma mi pare papà, ma mi pare che posso campare. Una moglie che so che ti mi spara il 7 di mattina, ma mi pare papà, e mi pare papà, ma mi pare che posso campare. Una moglie che so che mi spara il 7 di mattina, ma non è possibile, non è possibile. Qualche giorno fa ho incontrato vostro marito, mio carissimo amico d'infanzia e anche di scuola, di università, e ci siamo incontrati perché io poi sono stato in America, sono stato per una ventina d'anni e ho lavorato là una società petrolifera e poi che fai, che non fai, come sai, come non sai, ha detto tu ti sei sposato, sai che sì, io mi sono sposato, sono 2 anni che sono sposato, mi fa piacere, io no, che sai, sono stato in America, questa società, la quale mi ha pigliato dei lavori a Napoli, allora io sto in albergo, ho detto così, ho detto sai, io la società mi dà questo lavoro a Napoli, mi serve una casa, provvisoriamente sto in albergo, però mi serve una casa per essere una famiglia, poi quanta combinazione
ragione, ha detto lui. Io mi sono sposato, non ho figli, anche la casa è grossa, vieni a vedere, magari una stanza te la rivediamo, vieni, e poi comportiamo il prezzo e poi se ti conviene te la figli. Vabbè, mo che viene ne parlate con lui, perché non ci stai? No, non c'è, ma quello adesso torna. E quando viene gli faccio anche i complimenti per la bella mogliettina che si è trovata. Ma adesso che vedete più, io prima ero un fiore, adesso mi sono ridotto che non mi riconosci più. Quello mio marito stamattina mi ha sparato un'altra volta. Ma come la Marina non si sceglie di sparare la moglie? Con la pistola, ha preso la mattina, la pistola, poi mi ha sparato, che vi devo dire? Chissà quale santo non mi ha cogliuta. Quindi non mi ha più domani. No, ma quello non è la prima volta che mi spara. No. La prima volta è successo il giorno del matrimonio, dopo il secondo piatto. Ma era la frutta. E poi, seconda volta, aspetta. Sì, subito dopo qualche giorno facemmo pace, poi facemmo la discussione e mi sparai a prima mattina. Ma era un caffè, prima mattina. Una volta pure il giorno del mio nomastico. Ma era dolce, Sì, mi spara sempre. Ci deve capire, signor, che si mi spara una continuazione, ma non mi voglio mai. Secondo voi se sta ancora qua? Ma allora viene proprio a me e merdevi! Chissà quale santo mi protegge, speriamo che oggi sta calmo. Speriamo che sta calmo, perché a me mi fa impressione sul fatto che mo venite a arrivare, ho il loco ieri, ma vado alla via, aspettate un attimo. Ma che sto vero fa? Non so capito, sti in alberghi aggettivi fatti. Ui, sei arrivato, grazie, ma che bello, fa piacere. Sono venuto, non l'ho trovato. No, dove sta? sono a fare servizi in bravo. sono venuto a cattare un pari colpi revolver. Mamma. Allora, tutto a posto, sì. Mia moglie l'ha fatto venire a casa, no? Sì. Mi ha fatto venire a casa, ma non fa niente. No, perché? Ma come ci hai fatto venire manca a casa? Io non so casa benissimo. Sì, se legge tu pure a cameriere, io tengo una casa un coppio e spalle, capito? Ma sì, mia amica a casa ad affittare una stanza a lui, a diritto per tu sei tutto fresco, andai all'ufficetto mi è da comando. Quando fresco, andare, ti vengo all'ufficio fresco, ma che non potevi rispondere, che poi dici che uno si deve posizionare, poi dici che uno si deve posizionare, poi dici che uno si deve posizionare. Rispondete una continuazione, non la voglio dire a casa, ma che fiducia, ma ti aspetta, perché va voi, basta che stai calmo. Sì, ma io sto calmo, però vedi, da delle risposte, lo so, un caffè te l'hai pigliato, no? No, un caffè non l'ho preso. E poi me lo prendo pure io volentieri, una bella tazza di caffè, va, fai 2 caffè, Sì, ha ordinato 2 caffè, signorina, uno per l'arte strana e uno per il credibile, caffè, io dove la piova? Dorote, prepara lui caffè per piacere. Io caffè non t'ho faccio. Dorote, tu o caffè o fai? Prepari 2 caffè. Io caffè non t'ho faccio. Dorote, prepara o caffè. Ci chiamo a figliobare! Tu aspetti, non ti preoccupare. Tengo diabete, non ti preoccupare, Dorote. Va a preparare un caffè. Un caffè non t'ho fatto a preparare, hai capito? Dorote, non fammi innervosire, vai a preparare il caffè. È nervosetto, signorina. Sto tremando, il caffè non va a capire. Levati l'ansia, Dorote, va più caffè per piacere. No! E sono tutto sudato, ma mi ha asciuttato come il sudore, madonna mia. Che io lo faccio, guarda. Dorote, prepara il caffè. No. Dorote, non dico, ma l'ultima volta prepara un caffè. No. Dorote! Dorote, prepara un caffè. Mamma la mia, Dorote, prepara un caffè! Nemmeno Carmine! Ma non è buono, per un caffè tu accina mugnere! E come è molto curioso che si farà sempre la riflessione! Nonna mia, ci voglio tutto anche il cuore! Mamma, c'è avuto una dominata. Ma non è curiosa! Grazie. A rimettere le distanze! Il proprio agliato, veramente! Ma doveva caffè. Vai, in realtà in già l'avevo mi sa. Io senza che tu non caffè.
hai visto? Che tu mi stai surando? No, sono solo un po' accaldato. No, è la verità che tu lavori troppo. Ah no, ma quando mai? Sei tu che fai all'ufficio che faccio? Ma io che faccio? Io sono sempre in casa. Come a casa sottengo? Invece tu lavori troppo. Madonna che ti ho. Vabbè, permettete, povera. Ma che sei una famiglia sciè? Amore, quindi tu sei stato 20 anni in America, capito me, va, e ti ha fatto impressione. ma fatti impressione, ma non ti capito un corpo! No, ma io no, ti ha fatto impressione dopo 20 anni vedere Napoli come era cambiata. E tu non sto pure cagato, mi sta facendo il tuo sangue a me! Ma come manca 5 minuti che arrivi, quindi boh, e spariamo ieri, non ti preoccupare, è così. L'ho fatto con la mano del brava Dorotea, che buona bibita qua, figli te. Guardate com'è buono, guardate. Metti a me pure a me, basta, dici che è buono, ma da come? Buonasera! No, fa speciale un caffè, non ti preoccupare. Guarda là! Guarda là! Ah, cazzo! Guarda là! Aspetta! Chi sarà già acchiappata? Chiappata! E che tu cammini con mani baccalà! Ma te la come dice vicino all'amica baccalà? Cammini con mani sulla santa! Ma te va che io cammino e mi va che stracciando i giacchetti, io non lo so, sì. non l'ha fatta apposta. Ma che non l'ha fatta apposta! È come se noi tenessimo la rendita, tenessimo! Dorotea, per piacere, non esiste proprio! Dorotea, finisci! No, non esiste, tu mi scarti! La da voto! O cazzone marrone, ci faccio un bucatato! Che fai vicino a una nutriere? E ho preso azzurro, una macchina inchiostro! E quindi i bambini che pensano che la verità è che tu questa è la fine! Ma sono cose che succedono! Camminare con le mezze del dietro! Dorotea, mamma dai punti vicino a sta giacchetta! Sì, e sei strapazzo! Dorotea, piglia la giacchetta a te! Dorotea, va a pigliare... giacchetta a te! Piglia la giacchetta e va a fare! Essa dai il dito, ma non te tu! Dorotea, non fammi nervosire! Non mi botto proprio! Io sono più nervosa di te, non mi interessa! Dorotea, guarda che va a finire, ma lo Ma tu lo non mi sai, fai paura, capite che non ti fai paura? Dorotea, piglia la giacchetta a casa! Dorotea, lei piglia la giacchetta a casa! Non la piglia! Levati l'alanza! Dorotea, piglia la giacchetta! No! Dorotea, piglia la giacchetta! Dorotea! Ma che ne muore sempre dalle cuore? Ma come voglio? Ma faccio dov'è lo pazione tutti? Com'è brutto! Ma ce lo vado a scusare, ci metto due punti, lo faccio fare il severo poverino, Turino, quello lavorasse. Non era prima punto, no? Vieni a cassetta. Amore di, ma no, voglio vedere. Sai che faccio? Vai a dei carabinieri. Come fai dei carabinieri? Tu la metti, sei tutto cappotto. Ma sempre a grande! Sei tutto rappotto. Tutto il voglio venire di più a caffè. Ma perché? No, ma me ne va, chi va a dei carabinieri? Ma come? Perché tu dammi anche 10 minuti le sparate già tre botte che... E poi già ricetta. Vuol dire proprio a mi di merda. Ma come mai? Aspetta. Ti sei impressionato inutilmente. Ma quale impressione? Ma io mo ti racconto che è successo. Io la prima volta che incontrai mia moglie da delle risposte che poi ti fa un cazzo veramente. È rispondella. Ti strizzi e poi dov'era acceressa perché non la supporto. Ma come dici non la giro, non piglia capito?
La prima volta che mi capitasse qua, fu proprio il giorno dei matrimoni. Ma mentre stiamo mangiando, non so che le comincia a fare un pesce congelato, non è congelato, un pranzo ci ha fatto vedere. Dove finiamo, e continuava, e Dorotea per piacere. Dorotea, non ce l'ho detto più, l'avrei ammazzato, l'avrei ammazzato. Sempre si fa per dire, no? Allora se i bambini invitati al matrimonio, se un nipotino, mia moglie che teneva una pistola a giocattolo. Quello col tappo rotto, quello scacciacampi. Allora io preso dalla rocetta, ma non è possibile, sparasse proprio. E ha sparato. Con la pistola col tappo, finta. Quando si è ripresa, ma è diventata dolce, gentile, amorevole. E io allora ci pensate, che se non sta buono con moglie, tu l'hai sparato. E bisogna che si riprende tranquillamente. E quindi tutte le volte che ha diventato agitata, a spara. Quella si riprende e diventa dolce, hai capito? Fammi capire, tu. Sì, forse no, si è già capito buono che non sono, perché tu quando lei l'hai sparata, l'hai sparata a salve. Non l'hai sparata veramente. Quindi hai fatto finta. Che te l'hai fatta finta? Tu devi morire di subito. Non mi scusa. Non mi fate pegare che non vuole. Ma morisce prima. Ma non mi dica che hai sfruttato, ma così va con me. Che l'ho detto, Figli, non ti vedi più, non letto ah, bravo, no, ma che brava moglie che che famiglia me lo va a andare lui a casa vignata no, ma sono troppo nervoso sai perché? Tengo un appuntamento con due guaglioni. Tu con due guaglioni? E che ci fai? No, se stiamo solo c'è una figurina ma stiamo a due facciamo due doppia figurina vengo pure io vuoi pure tu? No, che igiene civile, mica ti fa sci. Ecco, come fa sci? Va, allora senti, dove lei accompagna l'amico qua, esce un momento. Ecco qua, io esce da moto. Ma tu mo sei tornato, io esce da moto. E io esce da moto, e allora? E io che sta sempre qua, ma è un cinema, ma è un divertimento. Ma guarda, si buciardo, si infama, io ti porto cinema. A ieri ti ho buttato un teatro per ogni anno punta da capo, non avessimo fatto a bene, comunque ci siamo andati, ti ho buttato. Ah, non vuoi? Non è che tu a qua non ti puoi fare. No, io esco con l'amico mi occupa. No, tu non puoi. E sai che non solo che esce, ma va pure a mangiare. Vai a mangiare! Questa? Ci faccio, spara le ghiacce, andiamo. E a che ora torna? Fino al mattino, Faccio dare. Tu a qua non riesci. No, non riesci. No, riesci. No, tu a qua non riesci. Dorotea, esce. No, tu non riesci. Dorotea. Non riesci. Non te lo devo fare. Dorotea. Sì, mi riesci. Dorotea. Dorotea, tu sai. Vabbè, Dorotea, io esco. No, tu non riesci. Dorotea, qua comando io. No, tu non comandi Dorotea, tu sai come va a non finire. esiste proprio. Non esiste proprio. Tu a qua non riesci. Dorotea, io esco. Dorotea. Andiamoci. Cosa ti ha scedato? Allora, a lungo fatto tutti proprio. Per bene, Cosa avessi sparato veramente, un amico giù, c'è proprio. fa la pausa più lunga, una volta meno pausa, una volta più pausa, non è più pausa. Allora sì. È divertente. Sì, ti mangio fuori, quindi torno tardi. Io ti aspetto. Aspetta perché? Tu non lo so, aspetta. Un momento. Dorotea! tu, ma che non hai fatto niente? No, ma quando è stanotte che torna, che le fa la pazza, io voglio conmigo.
passione mia. Quando ti guardano gli altri io fremo perché la tua bellezza la voglio soltanto per me. Ciò che mi strugge non so io neppure cos'è, ma non temere, non sono gelosa di te. Ciò che mi strugge non so io neppure cos'è, ma non temere, non sono gelosa di te. si tu cogli da un piccolo, tu scamazza l'ombellino e si prima sul
quest'uomo non potevano portare, ma che chiude mano e femmina e fornute cammina. E a così ogni mattina, senza folle a strada stretta, signore e signorina, metti in mostra macchinetta, e se qualche giovinotto sul bambino va a guardare, guarda l'hanno messo sotto, non si arriva più a salvare. Le ragazze da marito quando cercano un partito spesso trovano nel bagno della vita il loro compagno. La sciattosa e naturale va a cercare il provinciale, mentre l'altra va a cercare il berrotto da pelare. E il mare seduttore è una trappola d'amore, l'acqua fresca ed azzurrina fa la parte di vetrina, e la donna è una sirena che nel mare ti incatena, perché lì ti può mostrare quel che fuor deve celare. Rosinella, ma che tiene 20 anni, e smaneia e sospira tuttora. La naritta che parte di cuore, non rimedia, opportuno ci vuole. Ne compa che ci vorria, per sti smanicate anch'io, io non posso più dormire, io non posso più dormire, ne compa che ci vuole. C'è vorria per farmi dormire, tiri tappo della riula, e la cura che fece mamma, tiri tappo della riula. C'è vorria per farmi dormire, tiri tappo della riula, e la cura che fece mamma, tiri tappo della riula. C'è vorria per farmi dormire, tiri tappo della riula, e la cura che fece mamma, tiri tappo della riula. No, ma non è così, no, ma quando mai? No, ma non è come dite voi, abbiate pazienza. Sì, va bene, no, ma quando mai? Ma non esiste proprio, ma com'è possibile? Ma scusa, voi avete fatto 10 incidenti, volete lo sconto? Di nuovo cacciamo, abbiate pazienza. No, ma non è possibile, scusate. Permesso? Avanti, avanti. Permesso? Buongiorno. Buongiorno. Ho capito, sto parlando di buongiorno, me lo date dopo, abbiate pazienza. Chiedo scusa, però quando io ho detto buongiorno non sapete parlare. Scusate, al telefono uno parla e l'altro ascolta. O si parla o si ascolta. Si dice sempre sto parlando, no? Chiedo scusa, però io dicevo, quando io ho detto buongiorno, non è che stavate parlando proprio voi, che stava parlando quell'altro. E lo credo bene, mi volevate introdurre, subito mi faceva scivolare. E con tutta ragione mi una ragione che non ha bisogno della vostra approvazione. È troppo giusto, amore. Bravo. Grazie. Di che? Del fatto che mi avete detto bravo. No, giovanotto, no. Io non è che vi ho detto bravo come per lodare un impiegato che porta a termine un'operazione importante. No. Io faccio detto bravo come per dire giovanotto, poca confidenza e manteniamo le debite distanze, scusate. Chiedo scusa, però quando un superiore come voi, un direttore importante come voi, dice bravo a un impiegato come me, io uno è sempre contento che basta. Basta e basta. Amore, Ma partite per casa, statevi zitti e parlate giù. Sì. Dunque, allora dicevate, pronto? Avete visto? Siete contenti? Sei scocciato e se ne è andato.
Chi è che se n'è andato? Il signore che io stavo parlando al telefono era un cliente importante, abbiate pazienza. Ah, era una cosa importante? Certo, è come noi. Ma perché ve l'ha già detto da tu? Se era una cosa importante. No, l'ho chiesto per sapere se aveva fatto un guaiazzo al grosso o un guai piccerino. Grosso o piccerino non sono affari che vi riguardano. La telefonata è finita. Ah, buongiorno. Gesù, voi state qua da mezz'ora e adesso dite buongiorno. No, voi avete detto il buongiorno me lo date quando la telefonata è finita. Non avete detto la telefonata è finita. Buongiorno. Ma facetemi capire, ma siete miei successi. No, non è che sono scemo, ma il fatto è che quando sono al cospetto di un direttore importante come voi mi sento un po' emozionato. Vabbè, basta, tagliamo la testa al Tagliamo la testa al toro. Come vi chiamate? Ah, Luigi Mirabella. Questo già lo so. Gesù, è come domanda da fare. Che bella domanda a fare. Per capire se veramente siete voi quel bel mobile che mi hanno mandato dalla filiale di Napoli. Ah, sì, sono io. E vabbè, guardate, io qua sul mio tavolo ho tutte le vostre note caratteristiche. Sì. E in allegato c'ho anche le vostre note sul comportamento. Caro Mirabella, voi forse non mi hanno detto di che passa vesto io? No, me l'hanno detto, quello è un direttore severissimo. Mirabella, allora vi voglio dire una cosa, così ci chiariamo una volta e per sempre. Dunque, anch'io sono napoletano come voi. Ah, fa piacere, E anch'io ho lavorato alla filiale di Napoli dove stavate voi. Sì. E anch'io sono stato trasferito qui alla sede centrale di Milano come voi. Ma io per altissimi meriti. Voi invece no. Voi per altissimi demeriti. Vabbè, alle volte esageri. Da quale esageri? Mirabella. Non so se vi hanno detto di che pasta vesto io. Guardate, Mirabella. Voi dovete sapere bene che io ho la stima di tutti i dirigenti nazionali. Sapete perché? Perché nel mio ufficio, nel nostro ufficio qua a Milano, si lavora. Sì, durante le orari di lavoro. Non si può ballare, non si può prendere il caffè, non si può fumare, non si può camminare che in mano per tinta sacca cantando sono mie, no. Qua si produce, Mirabè, o voi cambiate e io vi faccio diventare un impiegato modello, oppure ve ne tornate a Napoli con la coda fra le gambe, con una lettera di licenziamento in tasca. Vabbè, ci ho detto, io vi prometto che da questo momento in poi mi devo guadagnare la vostra stima, a già faticare e basta. Prometto. Mirabè, voi state guaiati, che promettete? Guardate qua stanno le vostre note caratteristiche, leggi. E che legga pensa c'è me? Stava a memoria, per vedere. Voi con la vostra mania delle scommesse siete stati capaci di mettere a soqquadro una filiale intera, ma come si fa? Non lo so. Quella filiale di Napoli la vedete di tutto come una misera sala da corsa, sapete, la gioco di cavallo, e come se fosse di un misero paesino di campagna. Ma come si fa? Voi la mattina appena andavate in ufficio, buongiorno a tutti, scommettiamo che oggi piove. Vogliamo scommettere che io, che tu, che quello, vogliamo scommettere che quello si tinge i capelli, vogliamo scommettere quanti anni tiene quello, vogliamo scommettere che quello è così, quell'altro è così, e poi, no, questo, no, guardate, Mirabè, mi avete fatto scendere fuori in te casetta, quando a Napoli è venuto il direttore generale di tutta l'azienda. Ma tu! Che il poveriello non si fidava, non si sentiva bene, tenevano luce le che sta maniera in fronte. Voi pigliate a scommettere se la luce si schiattava che l'ha nato o non ha preso. E che diavolo, Mirabè, ma voi siete un cazzino di Dio, scusate. Addirittura adesso che sono alle vostre dipendenze, io mi amore di non scommetterò mai. Mai più. Mirabè, con voi mi hanno dato carta bianca, qua o fate quello che dico io, o io vi caccio, vi licenzio immediatamente, a Napoli mi vanno a pelo.
no, io direttore io a Napoli ci voglio tornare, amore di, perché a Napoli c'ho moglie e figli, tengo papà, mamma, nonna, nonno, zia, amore di, mi devo guadagnare la vostra stima e mi devo anche guadagnare le ferie, perché quando torno a Napoli mangio a fa, a già a mare e mi devo fare un sacco di bagni di mare. Così mi piace. Mamma mia! Dai in tuo gabinetto. No, ma nonna mia! Ma state succiolando sempre, che succede? Mi è venuto Va bene, può finire? No, ma Allora, no, signore! Volete un bicchiere no, d'acqua? no, ho sbagliato! Ma che state facendo? Mi va bene, state tutto su. Ho fatto una grappa, grappa? Sbagliato, mi hanno avvisato tanto. Una persona degna di fede che quando parla lui è Cassazione. Hai sta così, mo che vai dal direttore, rinaccia. Hai detto non chiamare Vinaccia, amore di che ne si guarda. Io? Non mi chiamare Vinaccia. Sì, ma perché? Non ho capito, La non ho capito. no. Ma che è su Vinaccia, sta Vinaccia, che succede? Che è su fatto un mare, un bagno? Perché io non posso sentire il mare, il bagno? Sempre per questo fatto qua, perché dici che voi avete questa voglia di vino. Vedete, una cosa che parte da qua, no? Scende sana tutta quando si fa tutto questo pezzo a girare che dirla che si parte arriva fino al nostro sacro e poi venite un grappolo di vigna ruva rossa proprio sull'ossa sacra. E allora vi pigliate scuni e vi fa vedere in costume e non vi date a male. Che tengo io? Detto, non lo chiamate Vinaccia. Vabbè, questo parliamo dopo, ma voglio capire buono sto fatto. Perché quello lo perché in una voglia che ti parte da qua. Se lui non si posso girare che dirla questa parte qua, arrivo sull'osso sacro. Veniva la vigna lui che devo dire. Vabbè, ma fa un po' piacere. La vigna lui. Chi me l'ha detto? È una persona degna di fede. Ma quale degna di fede? Parla lui, è Cassazione. Ma quale Cassazione? Mi rabbia, a patto fatto che io mi chiamo Vinaccio e non Rinaccio. È un soprannome Vinaccio. Ma quando mai? Io mi chiamo Vinaccio, io sono Ernesto Vinaccio. Ma che state dicendo? Vabbè, se lo Vinaccio, dite voi. ma che A me mi hanno detto non lo chiama Vinaccio perché... Ma da voi! Ma facetemi capire, vabbè, ma forse voi credete veramente a quello che ha detto innanzitutto prima dopo ma da chi è? No, lo posso dire, dici peccato, ma non il peccatore. È belli fatto, è troppo semplice così. Ma è stufato. Io secondo voi teneva una cosa qua, che scendeva tutto per qua, faceva la curva, guardate, poi nasceva per sotto, la vigna tu. Allora io ho capito buono! Ma per favore, chi sta veramente fuori? Allora, innanzitutto io amo il mare, lo amo e che purtroppo non ci posso andare più. Perché con il sole forte mi viene un forte esaurimento nervoso, avete capito? No, perché la calcinuria. Guardate, se non andate a fare i bagni di mare per via dell'esaurimento nervoso, però se non andiamo per un bagno di mare, perché ti dici sta No. Allora, ricominciamo da qua. Questo chi è? Non lo posso dire, è una persona degna di fede che quando va nel Cassazione... Guardate, ma dice la verità, io se non avessi promesso, giurato proprio a me che io non avrei mai più scommesso la verità, stavo perché sono sicuro. Praticamente state dicendo che quello là che della Cassazione aveva ragione. Cioè, quello che ha detto quello è vero, perché io ho detto questa cosa che scende, si trovava. Quanto? Quanto che cosa? Quanto scommettiamo? No, caro, è troppo comodo e non faccio più le scommesse. No, mo l'ha fatto, l'ultima, dovete fare la scommessa e l'ha già sapere a tutto qua. Tutte le filiali d'Italia devono sapere che Mirabella ha messo la scommessa. Le scommesse, Mirabella. Tutto che volete mettere pure i manifesti miei. Bravo. Quanto? Io personalmente mi gioco tutti i miei stipendi da mo' che vado in pensione e in più ci metto pure la liquidazione, poi io mi gioco. Ma che te tutti questi soldi? 30.000 lire vanno bene. Facciamo 20.000, non se ne parla più. 10, 15, guardate, io posso fare 100 lire. 100 lire? Che faccio? Però mi fa una cosa, questa è la mia 100 lire.
Mettete qua sopra. Però Diciamo quando, le figlie, quando mi fate vedere la foto, dopo sì. dovete fare un pacco a tutte le figlie. Tutti lo dovranno sapere. Perché sono sicuro che voi vedete già Allora, la Mirabella mi scommessa! E ride. Che lo so, non sto facendo. Ma cala tu, su. E in un momento mi aveva pure preso. Guarda. Me l'ha calata adesso? No, rimane a mattina, è logico, mo me lo calo. Mirabella sta ringuaiando. Mirabella, mi dispiace per voi, ma... Non perdete tempo, ma calate un po' In un momento, aspettate. Ma state no, proprio... no, un minuto, poi mi fa sputtonare, no, se non me ne tu. Mirabella. Non parlare! Mamma mia, bella, Cucchizzi, faccio passare. Ecco qua. Ci dobbiamo vedere. Venite a vedere. Guardatevi, Ma fatto è inutile che mi calate a mutare. Non voglio che state niente. Perché non volete? No, voi dovete, è un vostro diritto. Ma non lo so. Rinuncia. Mirabella, rinuncia. Io ti detto, Non sono caduto qua su. non mi preoccupate, io lo chi si so preoccupa? che voi la macchina qua dietro non ce l'avete. Io sono sicuro che voi non avete niente. Sarete, non sto capendo. Il problema sapete con me? Io con voi ho scommesso 100 lire. Però prima di venire a Milano, io ho scommesso con i miei colleghi di Napoli che come arrivavo a Milano mi faceva caloca su. State buono, signor direttore. Oh mia bella famiglia. Maestro, questa ve la voglio raccontare, che si sa da raccontare. State a sentire. Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo, a Miesa rinde fora, quando alla via Partenope saglietta una signora. E allora io dissi subito, signora, sega qua. Rispose, non stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E quando insina andrangada, s'accomoda la signora. E allora io dietro l'angolo mi strinsi ancora un po'. Le rise poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai prendola, tanto una gamba fora, come sospirai Cesare, per cosciare la signora. E allora io dissi di Napoli, non mi sono di Milano, fai panni qua certissimo, non mi porto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso, oh grazie, e s'ammuccaia signora. E allora poi accorgendomi, carindo tram uè, la gente ci guardava, dissi signor scende, e mi pigliai un taxi, a 20 lire all'ora, e a Frisa c'è niente, ma io sulla casa signora. E allora io senza scrupoli mi stavo a lanciare, ma lei con fare ingenuo mi disse oh ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna e allora... E allora io feci subito necessità virtù, ma a Frisio ci mangiai marucetto l'orecchio, tornando immaginata, steva con l'occhio fuori, finché all'hotel Vesuvio, scennetta ca signora. E qui viene il graziosissimo, Cayenne Petrasì. A tutti presentavano, presento mio marito, ma aveva pigliata proprio panuca fune fora e diettomi in ta camera, i sulla ca signora.
E allora mentre proprio a stava per abbracciare vicino alla porta tucca sentette tuzzolio chi sarà mai sta bestia si mandi alla malora nu cameriere smoking conta signora. E allora ci guardai, curioso tutte e tre. Lei prese il conto Pagalo 2083. Una pensata spirita, dissimo non è ora. E il cameriere pratico, pardon signor signora. E allora lei fa sei stupido? Qua stupido, madonna. 100 lire taxi, 200 per mangiare, 2080 camera. E questa che buon'ora, e cacevo un banco in Napoli, carissima signora. E allora senza manco riscere, manco noi e noi, pigliai il cappello e subito me ne scennetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e dieta Tru Amelia che mi aspettava ancora. E allora, caro maestro, proprio allora ebbi la prova di una grande verità, che la vecchia via Panova non sa mai cagnare. Ma non è cosa, abbiate pazienza. Ma già il mio spettacolo è lungo. No. Signor impresario, voi vi dovete calmare, per favore, vabbè, cercare di riflettere. Sì, ma faccia riflettere. Guarda, questi due signori qua, questi sono due veri artisti. Sì, ma ho capito, ma chi sono? Questo qua non c'è il piacere di presentarlo, Sì, no? 3 volte mi hai presentato. La cantante Rosa Pelli. Ho capito. E lui è il grande tenore Tito Spica. Tito Schipa qua. Tito Spica. Confondono sempre quello Spica con me. Dicevamo, sono due grandi artisti. La signora solo per una certa superstizione voleva iniziare questo tour che faremo in tutta Europa qui in Teatro di Napoli. Nel mio teatro. Nel vostro teatro. E come perché? Perché il vostro teatro è un teatro importante, è un teatro pieno di bella gente. Sì, questo lo so. È un teatro rinomato in tutto il mondo. Il nostro è uno spettacolo che E poi pure perché, esatto, il vostro spettacolo ogni anno, punta e da capo, è uno spettacolo di danza, varietà, canto, macchiette. Però, no, scusate, impresario. Signor impresario, nel vostro spettacolo manca la Cenerentola delle Arti, l'operetta. Infatti, il vostro spettacolo è monco. È vero che è monco. È monco e manca. Ma quale monco e manca? Nel mio spettacolo stanno solo artisti, non è monco e poi è monco, non è monco. Sentite, voi siete proprio degli scocciatori. No, ma noi artisti siamo. Scusate, io sono il maestro concertatore, no, ve li ho già presentati. Il tenore di Rosa Pelli. Noi siamo artisti internazionali. Noi siamo artisti internazionali. A noi sapete che cosa ci ha fregato? Quando siamo andati a fare il giro in Oriente. Voi siete stati in Oriente? Lo sai vero dove siamo stati noi? Noi siamo stati in Russia, dallo zar, lo ricordo zar? Dallo zar di Gola. Lazzarella. Guardate, Fatemi capire, siete stati in Russia? E in quale teatro avete recitato? Al Cremlino. Lo sapevo. Guardate, fu un successo indimenticabile. Che peccato che era scoppiata la rivoluzione. Scariche di fucili, artiglieria in scapettanienti, cavalieri a cavalli, cosacca. Quella sera proprio che stavamo cantando. La signora Rosa Perla stava facendo l'acuto della vedova alle La gente in sala cominciava a sbraitare. Dice, ma che recca, che la ma che stava succedendo? Belle e buone, si aizzava zar, un zarone che sta maniera. Si aizzava manetta vicino a me.
Io mi sa che voleva abbracciare, io mi mettevo due mani in canna e dicendo muovete io! Muovete io! Guarda, Come deciso, vuol dire. tu va con gli occhi da per fuori, forza. perché ci voleva salvare, c'era la rivoluzione, quelli scappavano. Sì, ma scappava. E sapete che fece? No. Per essere sicuro che non ce n'era, ci fece accompagnare fino al confine dai cosacchi a cavallo. Poi io sapevo. Fu un successone esagerato. No, per favore, ma da cantare. Abbiamo vissuto un momento terribile. Ma guarda, no, sapete, guarda, Anna Caterina, Chi? orgoglio e pregiudizio, tutto noi abbiamo fatto. In quell'occasione un maestro purtroppo perdette la voce, l'abbiamo dovuto ricoverare in un tubercolosario. E essa addirittura perdette la capo per la paura. L'abbiamo chiuso in due manicomio, mo sono asciutti tutti e due. Ma tu buttato il cambio. Ma noi dobbiamo tornare un'altra volta al successo perché siamo artisti importanti. A noi questo ci manca, il successo. Sentite, ma da voi piace, ma da cantare. È la voce, è un tenore. Ma fatemi capire, ma che cosa mi volete portare come spettacolo? Io ancora Guardate, già capirei. noi abbiamo preparato la vedova Allegro, voi vi dovete accontentare della vedova Allegro. Che volete fare? Vi dovete accontentare della vedova Allegro. Io ho tutto 3 ore, non c'è un spettacolo mio. Ma che state dicendo, signor impresa? La nostra vedova Allegro, 10 minuti. Di meno. 9 minuti. Aglità proprio. Guarda, noi... Questa è bella. La vedova Allegro quando tu? 9 minuti. Ma si ti può piacere, si ti maestra, la vedova Allegro no? Guardate, noi facciamo tutto lo spettacolo, tutto completo. In 9 minuti. Noi facciamo il succo. O succo. No, succo e pumaroli, il succo della vedova Allegro. E beh, chi sarebbero i cantanti? Chi sono i cantanti? I cantanti, loro due. Già, poi ci sto io che sono... ma poi ad avere sotto palco alla che c'è sta. Ci sta. I costumi, ma già siamo vestiti, guarda, truccati. Ma voi non ci avete la scena. Ma come antico, direttore. Non mi decide che mi basta la mia Ma il scena. teatro- Io tengo la scena in Napoli, la Rella ci ma non basta, ma il teatro moderno va benissimo si fa quella senza scena. scene. Ma poi quando Non il ci sono testo più è le valido, scene, quando il testo è valido non c'è bisogno della scenografia. Ma come vivete, pover'uomo, dove vivete? Faccio tutta vivo davanti. Parliamo di cose proprio serie. Quanto costa tutto questo? No, questo mica è un problema, ne parliamo dopo. No, dobbiamo Signor parlare impresario, adesso. dopo. No, non pazziate proprio, ma parliamo. Guardate, a noi è solo una questione di orgoglio. Noi dobbiamo ritornare... Orgoglio e pregiudizio! Guardate, basta proprio che ci date un fiore e noi ci accontentiamo. No, io voglio sapere questo fiore quanto Ma costa. una cosa La piace- dice no, domani. No, adesso. No, adesso, prima. dovrei sentire Io prima. già sapevo, guardate che il mio spettacolo già mi costa parecchio. Aspettate, mo sapete che faccio? Mo mi consultate. consultate. Consultazione 300.000 lire. Non una lira in più, non una lira in media di 300.000 lire. 300.000 lire, se no me ne vado. Maestro me ne vado. Non una lira in media Allora, di 300.000 signor impresario, lire. abbiamo avete stabilito deciso, il avete prezzo, deciso. sì. Solo 300.000 lire. Non una lira in meno, Guardate, io sinceramente, guardate, io sono troppo una persona proprio. Ma proprio, guardate, proprio quando vi stimo, vi voglio bene, perché io capisco che voi... Ma io tanto non vi do questo in testa, in fronte. Ma proprio perché sono un signore, perché mi avesse cercato, avesse rapito tutto qua, vedete? Ci sto offendendo, non me. Ma come 300.000? Ma ci può piacere, Ma noi vi diamo tutti il pacchetto. Ma quale pacchetto? Un pacchetto... Ballerine, coreografo. No, sentite, io non ho tempo da perdere, devo andare, abbiate pazienza, deve cominciare lo spettacolo e Non meno di 300.000 lire. Quando ci volete dare, forza. Sì, ma ci pare a te, ma che stanno in tuo mercato, ma per favore, ma venite il Pumarolo, quando mi volete dare? Non accettate di meno, maestro, non accettate di meno. Ma non è possibile, non ci può essere una controproposta, mi capite? Non è cosa. Perché non abbiamo visto? Che mi posso dire, non vi voglio nemmeno offendere, ma proprio perché guardate là, guardate, mi stanno qua. Ci posso anche si guardate, ma proprio così, ma proprio perché mi facete proprio una cosa indosso, 300 lire. Ok, andatevi a preparare, forza. Colleghi, Ballerini, siete pronti? Iniziamo. Siamo 300 e lo spettacolo all'inizio, mi raccomando, fate una cosa per me, abbiamo sei da questo, cominciate voi, va, avanti, avanti.
Sto con le donne là, il fatto è intimità, dodò profumi, cotò l'uludini, la cara patria mia, dimentico mi fa molestare le signore. Vabbè, che maga la fa? Tutte per lei, tutte ai suoi piedi, guarda, come mi fa innervosire, lei non rifiuta un ballo a nessuno. Ma questa storia da fornire, da fornire, le renderò pan per focaccia. Come sto facendo il soggetto, dente per dente, occhio per occhio. È il momento, sto facendo un soggetto. Becco russo, bufino busso. Vedete orsù, sirene della danza, affondare lentamente, dolcemente, guidate, per voi non volate, venito su sirene della danza, affondare dolcemente, allora vedi da qui, mannaggia marino, buffa sempre sta stronza. Ma balla, ma ballate, ballate.
Scabroso le donne studiare, son del luogo la disperazione, mentre fuori mistero e sesso, donne perdite, per un pinta visito non c'è, dallo sguardo più dolce del piede, rosse un bruno più bionde che fa l'uomo sempre mutato da non sarà. Donne, 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 donne. Scabroso le donne studiare, son del nuovo la disperazione, per fuori mistero e sesso, donne, donne perdite, che non vinta visito non c'è, dallo sguardo più dolce del cielo, non sempre una più bionde che fa l'uomo sempre sullato da non sarà. Donne, 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 È scoccata mezzanotte, salutiamo l'anno nuovo, quanta gioia e che contento che il 31 ci darà, che il 31 ci darà, una pioggia di champagne, 1000 luci, 1000 fiori, fiori e danze, solo danze, noi vogliamo folleggiare, noi vogliamo folleggiare. È scoccata mezzanotte, salutiamo l'anno nuovo, quanta gioia e che contento
È scoccata mezzanotte, salutiamo l'anno nuovo, quanta gioia e che contento che Beh, ci vuole l'auguri di buon anno, no? E ci vuole l'auguri di buon anno, no? Il Teatro Popolare Napoletano di Napoli. La regia è di Antonio Giorgino. D'applauso a tutta la compagnia. Non abbiamo purtroppo il tempo per presentarli a una alla volta, perché purtroppo i vigili ci presentavano. Però è una cosa... Veloce, Antonio Giorgino, arrivederci. Allora, Mario Giorgino, Imma Giorgino, il maestro Elia Nunziata, Daniela Marciano, Pino Coppola, Antonio Giorgino che sta là, Teresa Castaldo, Carmine Monda, Mimmo Consiglio, Anna Sepe, Giuseppe Giorgino e la scuola di danza di Angela Variale. Vieni Angela, alla quale ringrazio perché ci ha dato una mano veramente, è stato difficoltoso metterci d'accordo tutti quanti. Maestro, lei permette che io continuo e mi devi dare la tag, dammi, diamo presso a presso così io, ecco qua, grazie. Allora io a nome vostro e a nome del Teatro Popolare Napoletano ringrazio Angelo e queste ragazze che si sono trovate in mezzo a sta baraonda, non sanno manco loro, e consegno la targa che abitualmente prendiamo noi, la diamo ad Angela ringraziandola per averci sopportato e tutto. Beh, adesso puoi parlare, puoi anche dire possiamo andare. No, ecco, voglio solo spiegare perché da questo anno in poi, cioè da ieri sera a stasera, abbiamo l'obbligo di avere i vigili del fuoco qui presenti e abbiamo dei tempi contingentati, quindi abbiamo dei tempi che dobbiamo rientrare nei tempi concessi, quindi dobbiamo correre perché siamo già oltre i tempi necessari. Grazie a voi a tutti, grazie all'augurio che loro ci hanno fatto per questa nuova stagione. Prossimo appuntamento l'8 e 9 novembre con la commedia Gesù, Giuseppe e Maria di Latina, con una compagnia gente nuova di Latina. 8 e 9 novembre. Grazie, alla prossima. Grazie e un applauso al Teatro Popolare Napoletano. È scoccata mezzanotte, salutiamo l'anno nuovo, quanta gioia